Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più Family, bentornati. Io sono Angelica come sempre e oggi vi leggerò un nuovo racconto che si intitola Il volo della farfalla. Spero vi piaccia. Non fu facile per Crisiride abbandonare lo stelo di quel fiore così ospitale. La loro convivenza era stata perfetta ed erano davvero tanti i ricordi che li tenevano segretamente uniti. Ma le sue ali già asciutte erano pronte per spiccare il primo volo. Tornerò a trovarti, te lo prometto, sussurrò Crisiride al suo amato fiore, cercando di perdere ancora del tempo prima di staccarsi definitivamente da lui. Mia cara Chris, so che ti ricorderai di me durante i tuoi viaggi e questo mi basterà per sopportare il peso della tua lontananza. Ma non dovrai mai sprecare il tuo tempo per tornare indietro, verso un passato che non ti apparterrà più. Va a scoprire tutto ciò che il mondo ha in serbo per te. Vedrai quante meraviglie aspettano solo d'esserti svelate. Adesso basta parlare, è tempo che tu parta. Dopo qualche attimo di esitazione, Crisiride staccò finalmente le sue zampine dallo stelo e, senza nemmeno rendersene conto, intraprese con leggiadria il suo primo volo. Quando voli sei ancora più bella, le sussurrò mestamente il fiore, mentre la guardava allontanarsi. Ho tante cose da vedere, è vero, e il tempo forse non basterà. Ma da dove comincio? Mi è stato detto che ogni cosa sarebbe accaduta in maniera del tutto naturale. Addirittura che all'interno della nostra memoria sia contenuta, ormai da parecchie generazioni, una mappa che riesce a guidarci lungo i nostri spostamenti. Ma io non riesco a trovarla e non so proprio dove andare. E sono già così stanca e confusa, borbottò Crisiride, immaginando di rivolgersi ancora al suo inseparabile fiore. Lentamente iniziò a scendere di quota per poter esplorare con più attenzione la vegetazione sottostante, con l'intento di trovare un appoggio che potesse apparirle amichevole. Tuttavia, man mano che si abbassava, avvertiva sempre di più numerosi gli sguardi minacciosi e contrariati che la puntavano, come a volerle urlare contro. Va via, straniera! Tu qui non sei la benvenuta. Dopo alcuni inutili e umilianti tentativi, decise di riprendere quota e proseguire il suo viaggio, alla ricerca di un posto decisamente più accogliente di quello appena sorvolato. Eppure ci sarà un luogo in cui le farfalle, prima di me, si sono fermate. Se lo sapessi dove si trova la mia mappa, a quest'ora sarei sdraiata su una soffice corolla a sorseggiare il mio primo e più che meritato cocktail di nettare. Invece sono costretta a volare senza sapere nemmeno dove andare. E nel frattempo, in cui la sua mente era invasa da questi lamentevoli pensieri, il suo sguardo, tutto a un tratto, venne catturato da uno strano oggetto, mai visto fino ad allora. Decise di avvicinarsi per capire cosa fosse quel curioso e buffo animale. Non appena si trovò a breve distanza, le si rivelò come qualcosa di straordinario e attraente. In mezzo a una variopinta vegetazione, un'allegra bambina saltava e correva, roteando tra le mani un coloratissimo ombrellino parasole. La bambina sembrava così felice e la sua gioia si spandeva su tutto ciò che le stava intorno. Che cosa la rende così felice? Si domandò Crisiride sempre più incuriosita. Man mano che le si avvicinava, udiva sempre più distintamente il canto melodico con cui la bambina riusciva ad ammagliare qualunque cosa su cui si appoggiassero le sue incantevoli note. Crisiride pertanto ne approfittò per fare una breve sosta su un fiore che pareva essere completamente ipnotizzato da quella melodia. E in effetti non si accorse nemmeno della presenza del nuovo ospite, che, indisturbato, poté iniziare a sorseggiare dai suoi stami il più dolce nettare che avesse mai bevuto in vita sua. In effetti era il primo, ma le sembrava di essere lontana da casa da così tanto tempo da non ricordare quasi più ciò che era stato prima d'allora. Ristorata, riuscì finalmente ad osservare con maggiore attenzione il luogo in cui, quasi inconsapevolmente, aveva deciso di fare la sua prima sosta. Tutto intorno era bellissimo,
Fiori molto vivaci inebriavano l'aria con il loro dolcissimo profumo, corteggiati da api affaccendate, intente a saltare da una corolla all'altra con grande rapidità e precisione. Ma ciò che rendeva incantevole quel già magnifico angolo di mondo era quella bambina, con il suo coloratissimo ombrello. Era impossibile staccarle gli occhi di dosso. Cosa la rende così felice? Pensò per la seconda volta la farfalla. Così, per scoprirlo, decise di avvicinarsi un poco di più. Magari, scrutando da vicino, avrebbe potuto scorgere qualche dettaglio utile a risolvere il suo incalzante interrogativo. Nel frattempo, la bambina continuava a cantare e ballare tra i fiori che, di tanto in tanto, salutava e accarezzava. «Che buffa!» esclamò Scrisiride. «Cosa? Chi ha parlato?» chiese la voce squillante ed eccitata della bambina. «Perché riesci a sentirmi?» le rispose stupita la farfalla. «Sì, ma la tua voce è così sottile e non riesco a capire da dove venga. Dove sei? Fatti vedere, non avere paura. Io sono solo una bambina». «Ma io non ho paura. Sono qui, non mi vedi?» «Dove?» «Proprio qui, dietro di te». Questo era il racconto di oggi, spero come sempre che vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!